Eccoci qua ad un'altra camminata in mezzo alla natura, in località Parco del Pinala ad Ardago, e ci dirigiamo a fare un giretto. Direi di iniziare verso il Col de Nozeleit. Partiamo. Eccoci qua al Colle de Nozeleit. Wow! Da qua si può notare anche la pizzeria Lo Chalet, che è quel rifugio lì proprio in mezzo alla Val Croda. Stupendo. Vista sulla pianura. Eccoci qua. Chiesetta di San Tomé, ci dirigiamo giù di qua. Eccoci alla chiesetta di San Tomé, che dà il suo nome alla via. Palestra grande, palestra piccola. Incredibile. Siamo belli alti. Qua c'è il San Tomé, la strada. Lì c'è uno che sta salendo con la bici. Visuale che merita di essere vista solamente ad occhio nudo. Il tempo ci ha graziati. Qui la Val Croda. Wow. Climberland.
scendiamo verso Dardago. Stupendo. Un po'. Bene. Nel frattempo è iniziato a piovere. Eccoci alla sorgente del Lagaroi. Di qua si risale alla chiesetta di San Tomè, ma noi adesso torniamo indietro.
Questa è l'attraversamento. Stupendo questo suono dell'acqua. Stiamo ormai giungendo al punto di partenza di stamattina, sempre lungo il Royal. In pratica abbiamo fatto il giro dell'Artugna, del torrente Artugna, e qui giungiamo al Parco Pinal a termine della nostra escursione. Il gelatino non poteva mancare.